Grazie signor Presidente, grazie illustri colleghi in sala, signore e signori che siete qui questa sera. Ringrazio anche il dottor Gerini per le parole sicuramente immeritate nei confronti di un lavoro che è un po' una goccia d'acqua, insomma, in un mare di scienza. Passo subito al dunque. Partiamo con una serie di immagini. Ho pensato che fosse bello questa sera parlare sì, ma farvi vedere anche tante e tante immagini per fissare con gli occhi la realtà culturale della scuola di Yokohama, che è una realtà culturale singolare, in realtà poco conosciuta e che ci restituisce molto di più di quello che fino adesso si è potuto cercare attraverso i diversi approcci che sono stati svolti. Qui c'è una piccola leggenda, ma li vedrete poi via via strada facendo. Vi dicevo che è un argomento poco conosciuto e scopriremo poi insieme perché. La bibliografia è modesta sulla scuola di Yokohama, pochi volumi e pochi vanno oltre indietro al 1970. I giapponesi se ne sono cominciati a occupare dalla metà degli anni 90. Due sono i punti di vista generali sulla scuola di Yokohama, uno di carattere storico-critico e uno di carattere tematico. Gli studi monografici sono stati dedicati soprattutto a due grandi figure. Uno è Felice Beato, ne parleremo dopo, ma insomma un singolare uomo di cultura, d'azione, fotografo, giramondo, avventuriero. Era un corfiota, quindi di papà veneziano, ma poi diventato inglese nel momento in cui Corfù diventò britannica, quindi un veneziano giramondo che lavora in India, poi finisce in Cina, dalla Cina finisce in Giappone, morirà in Birmania e comunque è l'unica figura di fotografo della scuola di Yokohama che oltrepassa i confini della fotografia giapponese per avere un ruolo importante nella fotografia dell'Ottocento. L'altro è Ueno Ikoma, considerato dai giapponesi come il padre della fotografia giapponese. E su questi due esiste una letteratura scientifica tutto sommato di una certa qualità e di un certo spessore. Più recentemente sono stati fatti studi monografici su alcuni fotografi giapponesi, Shimuka Renjou, Shima Kaikoku, Tomishige Riei e Kusakabe Kinbei, che vedremo molte sue foto questa sera, che in qualche modo è l'epitome della fotografia giapponese. Al contrario, invece, per gli stranieri l'interesse è stato più legato alla vita avventurosa, ai personaggi, insomma, fotografi. Sicuramente il più conosciuto è Adolfo Farsari, un vicentino che va negli Stati Uniti, si arruola nell'esercito americano, poi diserta, scappa, fa il marinaio, finisce in Giappone, apre un negozio di curiosità, conosce la fotografia, scrive la prima guida del Giappone, personaggi davvero dalla vita avventurosa. L'altro è Burger, Wilhelm Burger, un austriaco, fotografo della marina austro-ungarica, e poi Rossier, uno svizzero. Pensate che fino a qualche anno fa si pensava che fosse francese, poi soltanto alcune più recenti ricerche ne hanno situato l'origine nella Svizzera romanda, nella Svizzera di lingua francese. A lui gli si deve molto soprattutto da un punto di vista tecnico, insegnò ai giapponesi l'utilizzo delle prime macchine e dei primi dispositivi per sviluppare le foto. Fra i più conosciuti reporter invece amatoriali, che in qualche modo partecipano di questo ambiente, sicuramente dobbiamo ricordare Hugh Craft, un ricchissimo viaggiatore dell'epoca, Walter Weston, un prete protestante, un pastore protestante, ma che fu un grande alpinista, uno dei più grandi alpinisti del suo tempo e a cui si devono le prime scalate in solitaria delle cime del Giappone, e cui ha dedicato uno studio interessantissimo Fosco Maraini, e il grande architetto Wright, che si innamora del Giappone, lo fotografa in tutte le salse e quelle fotografie serviranno poi parecchio da spunto all'elaborazione di una sua poetica, di un suo linguaggio architettonico. Possiamo periodizzare la scuola di Yokohama? Sì e no, abbiamo alcune ipotesi. Le ipotesi sono quella più critica che la colloca nell'ultima parte, diciamo così,
dell'epoca dei Tokugawa, alla fine, al tramonto finale di questo lungo periodo medievale, e poi nella prima parte di quello che è il Giappone moderno, il Giappone della modernizzazione forzata, quindi fra il 1953 e il 1912. E poi abbiamo un tentativo di periodizzazione stilistico, che dice sostanzialmente tutte le fotografie fatte prima del 1860 sono tentativi che non hanno una vera e propria estetica. Una vera e propria estetica c'è soltanto dopo il 1860, e dopo il 1910 cambia un po' tutto, perché la fotografia in Giappone diventa pittorialistica, diventa poco attenta al ritrarre la vita quotidiana, prende i toni di una ricerca artistica che non ha niente a che vedere con quella precedente. C'è anche chi dice invece che vada periodizzata secondo le trasformazioni del Giappone di quel tempo, quindi un Giappone che si lancia in una corsa tremenda verso la modernizzazione, e che poi invece intorno al 1890, quando già si sarà dotato di una certa struttura industriale e moderna, comincia poi a vedere la fotografia non più come in quel trentennio, ma piuttosto come un fenomeno sempre più di massa, e dunque a non realizzare più fotografie soprattutto per i turisti, come vedremo, ma una fotografia più di casa, e che quindi cambia anche proprio i linguaggi espressivi, gli stilemi veri e propri della fotografia. C'è invece chi più genericamente dice: ma forse è inutile tentare di periodizzare, perché in fondo la scuola di Yokohama è in qualche modo come dire, lo specchio più fedele di quelle trasformazioni vigorose che avvengono a cavallo fra 800 e 900, e che raccontano per l'appunto come una società feudale via via, molto velocemente, si avvia a essere una società moderna. Abbiamo non soltanto la scuola di Yokohama in Giappone in quel tempo, ma abbiamo grosso modo 4 ambiti. Il primo è quello della fotografia documentaria, quindi non una fotografia per turisti, non una fotografia di uso strumentale, non una fotografia commemorativa, insomma, ma una fotografia che sceglie alcuni temi e li esplora. Sono temi spesso e volentieri legati alla difficoltà di configurare un'identità giapponese nel mondo nuovo che in quegli anni corre velocissimamente. Fra le foto documentarie abbiamo esperimenti fotografici, abbiamo sicuramente tutto quello che riguarda l'imperatore, tutto quello che riguarda la corsa giapponese agli armamenti. Un grande capitolo è sulla guerra russo-giapponese, e poi alcuni capitoli più poetici, fra i quali sicuramente eccellono le fotografie sugli Ainu, il popolo marginale nordico del Giappone, un popolo di origine siberiana che vive in quegli anni una condizione di estrema miseria, di estrema povertà, di estrema difficoltà, tanto che il governo giapponese invia più e più commissioni per valutarne lo stato. Questa, per esempio, che vedete dietro di me è una celebre fotografia in cui un povero Ainu dorme per terra e così viene consegnato al suo tempo vestito di stracci. Un secondo tipo di fotografia di cui non parleremo questa sera è quella di carattere commemorativo, Kinen Shashin, una fotografia per quei pochi giapponesi che si potevano permettere un ritratto di famiglia. Piccole fotografie erano molto costose, i giapponesi non se le potevano permettere solo gli occidentali, però ci sono queste piccole fotografie, in genere sono delle ambrotipie, quindi fatte direttamente sull'astra di vetro, e poi contenute all'interno di queste scatole di legno chiaro, un legno di kiri, che servivano come primi ritratti di famiglia di quelle famiglie giapponesi che con fatica cominciavano ad avere un reddito minimo che permetteva loro di conservarsi, insomma, un po' una memoria del proprio passato. Ecco, via via la fotografia commemorativa, col crescere del reddito medio dei giapponesi, avrà un ruolo sempre più largo, ma non arriverà mai a essere un fenomeno di massa, perché assai prima arriverà la fotografia della Kodak, la fotografia di massa, e quindi un altro tipo di capacità di ritrarre la realtà.
Il quarto tipo, quindi l'altra cosa di cui non parleremo, è la fotografia documentaria amatoriale europea. Cioè in Giappone sin dal 1850-60 vi sono gruppi importanti di europei che fotografano la realtà e la fotografano con un intento documentario, ma soprattutto documentando i resti di un passato e i trionfi di un radioso futuro industriale cui il Giappone sembra inevitabilmente indirizzato. I primi sono degli olandesi, poi arriveranno gli inglesi e gli americani. Una fotografia che comunque non assumerà mai né toni lirici né toni poetici né un linguaggio mai particolarmente pregevole. Alcuni casi come questo che vedete alle mie spalle sono un po' un'eccezione. Che macchine si usano? Si usano degli scatolozzi, tanto per intenderci, degli semplicissimi scatolozzi con un obiettivo. Gli obiettivi sono tedeschi, sono inglesi e sono americani, tedeschi soprattutto. Una camera oscura più o meno larga, fatta non soltanto dal corpo della macchina ma anche dal soffietto, in fondo alla quale c'è una superficie di registrazione, un pannello di legno, su cui si pone una lastra. All'inizio le lastre sono al collodio umido, il collodio, praticamente la lastra viene presa in mano dal fotografo, vi versa sopra la soluzione di collodio e aspetta che questa lastra si asciughi, poi la lastra viene messa in una macchinetta un po' particolare, viene riempita di una polvere chimica e poi questa lastra così trattata è pronta per essere impressionata in queste macchine molto rudimentali. Intorno al 1880 ci sarà la tecnica del collodio secco, quindi il collodio secco non è solo il collodio ma tante tecniche di questo tipo, per cui la lastra è già preconfezionata e poi si passerà alle lastre alla gelatina di bromuro d'argento che saranno molto più agevoli, permetteranno cioè al fotografo di non dover ogni volta che fa una fotografia perdere 1-2 ore per preparare la lastra di esposizione. Lastre di vetro molto fragili, ne sono rimaste molto poco perché il tempo naturalmente le ha profondamente ingiuriate. Ne abbiamo davvero pochissime per quanto riguarda la fotografia della scuola di Yokohama. Quindi ancora a maggior ragione, vedendo la rudimentalità degli strumenti, siamo sorpresi e meravigliati dalla qualità del prodotto finale delle opere di cui stiamo parlando. La grande invenzione è la stampa all'albumina. La stampa all'albumina è una stampa fatta su carte albuminate, sostanzialmente delle carte su cui viene steso della chiara d'uovo con dei procedimenti particolari, viene poi immersa in un bagno di nitrato d'argento e esposta alla luce in dei telaietti attaccata alla lastra che è stata precedentemente impressionata. Secondo la quantità di luce, l'esposizione che la carta prende sul vetro nel telaietto naturalmente cambia il tipo di impressione. A quel punto la carta impressionata viene immersa in bagni, in genere sono bagni di soluzioni d'oro, di cloruro d'oro o di succo di limone o di cloruro di selenio, in maniera che l'immagine viri un po' sui toni delle terre, un po' sui toni dolci dei gialli più pesanti e poi viene fissata in un bagno di iposolfito di sodio e poi lavata tutta sta roba e poi, essendo molto fragile e accartocciandosi, viene fissata su un cartoncino. Quindi immaginate quale complicazione per arrivare al prodotto di base con il quale è nata la fotografia della scuola di Yokohama. Nell'immagine alle mie spalle vedete una foto mezza realizzata e mezza no che vi può dare l'idea di cosa stiamo parlando. Quindi la parte non colorata è la stampa su carta all'albumina e poi pian pianino si incominciano a colorare le singole parti, i fiori, le foglie, poi sarebbero stata colorata se la foto fosse stata finita anche la palizzata, i vasi e così via. Il grande valore aggiunto della fotografia della scuola di Yokohama rispetto a tutta la fotografia dell'Ottocento, nei confronti della quale si tratta in assoluto dell'episodio di più alta qualità, è la coloritura.
La coloritura non è un'invenzione giapponese, è un'invenzione occidentale, è già praticata all'inizio degli anni 50 in Europa, viene esportata in Oriente alla metà degli anni 50 e la porta in Giappone Felice Beato. Cosa accade? Accade una cosa davvero singolare. Il Giappone, che corre come un treno verso la sua inevitabile modernizzazione, mette sul lastrico un'intera categoria di artisti, che sono quelli che lavorano alle stampe tradizionali, sono quelli che lavorano ai tessuti tradizionali, sono i pittori, i coloristi di un mondo artigianale giapponese che di fronte alla straordinaria innovazione e modernità di cui il paese si dota, non hanno più lavoro. Cioè c'è una manodopera qualificata di pittori nel Giappone dal 1860 al 1910 immensa. Parliamo di migliaia, decine di migliaia di artisti che per pochi soldi vengono impiegati dai fotografi per colorare le loro opere. Colori che all'inizio sono colori naturali, sono terre, sono succhi di radici, sono impasti più o meno improbabili, ma che risalgono però a una tradizione molto antica e che quindi alla fine vengono perfezionati assai in fretta e concorrono a dare la stabilità straordinaria di cui ancora oggi le fotografie sono espressione. I coloristi vivevano praticamente l'intera loro giornata all'interno della bottega, dell'atelier del fotografo. Ogni fotografo ne impiegava parecchi. In alcuni casi, come Tamamura Kozaburo, si arriva anche a 350, 400 coloristi che lavorano indefessamente per 14-15 ore al giorno per mi verrebbe da dire un tozzo di pane, ma forse è meglio una ciotola di riso. Ecco, lavorano davvero per poco e con un'applicazione naturalmente come soltanto i giapponesi sanno fare, metodica, raffinata, elegante, precisa. Davvero il grande contributo che la civiltà giapponese ha dato al mondo. Mediamente ci mettono 8-9 ore a colorare una fotografia, però talvolta si arriva anche a 20 o a 30 ore per i prodotti di maggiore qualità, meno naturalmente per i prodotti di minore qualità. In molti casi la fotografia viene sezionata, cioè le parti più difficili, più complesse da colorare sono fatte dai maestri più anziani che guadagnano più denari e invece il cielo, la parte più a campitura, no? Viene assegnata ai ragazzi di bottega o ai pittori più giovani che così si fanno una loro esperienza. Insomma, si riconoscono oggi, alcuni studi più recenti cominciano a riconoscere le mani di alcuni coloristi eccellenti al punto che lavoravano con dei pennelli con un solo pelo per poter dipingere gli occhi delle figure che sono microscopiche. Ancora oggi ci sono opere, le vedremo nel corso della carrellata, così perfette, così raffinate, che facciamo fatica a distinguere dalle moderne fotografie a colori. Nell'immagine vedete un celebre colorista che lavorava per Stilfrid, un altro di questi straordinari bohemian europei che popolano il Giappone di quel tempo, e la cosa singolare è che è una meta immagine perché il colorista sta colorando le foto che poi saranno messe in un album e fra le foto che sta colorando c'è proprio quella che vediamo alle mie spalle, quindi è il colorista proprio di quell'album lì. Quali sono i formati più comuni della fotografia della scuola di Yokohama? Sono una decina circa, qui vi ho riassunto veramente quelli più comuni, vi ricordo le carte da visite, sono piccole carte 6x10 cm, le carte cabinet, grosso modo 11x17 cm, poi abbiamo il formato più diffuso, quello di cui vedrete la gran parte delle immagini, alle mie spalle sono 20x25 cm più o meno, poi vengono ritagliate, vengono aggiustate, ma mediamente parliamo di foto di 20x25 cm e poi abbiamo le stampe mammut, quelle grandi che arrivano a 45x55 cm. Sono naturalmente dei moduli fissi perché essendo delle stampe a contatto, tanto è grande la lastra
tanto è grande la carta, non c'è l'ingrandimento, quindi proprio la misura della lastra corrisponde esattamente alla misura della fotografia che viene realizzata. Quella che vedete alle mie spalle è una foto stereografica particolare perché c'è un parallasse che viene spostato di qualche centimetro sulla destra in maniera che viste all'interno di una particolare macchina ottica diano la sensazione della profondità. Ma vedremo dopo, ci sono anche singolari esperimenti in tal senso. Ecco qui una serie di carte da visita. Le carte da visita venivano soprattutto utilizzate dai fotografi come pubblicità, dagli attori del teatro Kabuki, e qui ne vediamo 8 di attori del teatro Kabuki che erano celebrità del tempo e persone ricchissime, fra le persone più ricche e più popolari del Giappone di quel tempo. E poi dalle prostitute, nella vasta varietà che la parola prostituta assume nel Giappone di quel tempo, dalla dama di compagnia, dalla geisha, fino alla oiran, la prostituta vera e propria ma di altissimo rango, fino alla più povera e disgraziata delle prostitute delle città senza notte. Naturalmente le carte da visita appartengono alle prostitute di alto livello, quelle che si possono permettere di averle e di lasciarle ai loro clienti. Dove sono conservate le fotografie? Sono conservate all'interno di spettacolari, non so quale altro aggettivo utilizzare, album fatti di legno, le coperte sono di legno, il legno viene inciso, nell'incisione si intarsiano delle figure, normalmente con avorio, oro, argento, dopodiché si incominciano a passare una serie di strati di lacche. Fra uno strato e l'altro si possono spruzzare dei colori o spruzzare delle polveri d'oro, fino a dare all'insieme la tipica consistenza della lacca giapponese. I più grandi maestri del makié si adoperano, si peritano nell'arte di costruire le coperte degli album. In questo caso magari mi soffermo un po' sull'immagine perché è singolarissima, è una parodia, c'è nell'arte giapponese da sempre il gusto della parodia nelle stampe già dell'ukiyo-e, il mitate il gusto parodistico della realtà. È una scena dove si vede una mamma con 2 bambini, un bambino in braccio, poi un portatore di risciò con una geisha con un ombrellino e poi dall'altra parte un corriere col suo tipico stendardo accompagnato da un cagnolino. Ecco, peccato che il tutto non sia realistico ma siano delle raganelle, quindi chi ha realizzato tutto il gioco ha reso parodistico un insieme di scene di vita quotidiana di cui sicuramente c'era una fotografia all'interno, trasformando, antropomorfizzando le raganelle in esseri umani e realizzando naturalmente una splendida opera d'arte. Poi la raganella, la ranocchia ha un suo ruolo importante all'interno della poesia giapponese, dagli haiku a tutta un'altra serie di elementi che naturalmente sfuggono del tutto agli occidentali, ma non certo ai raffinati artisti giapponesi che le realizzano. Questa è una quarta di copertina. La laccatura può essere nera o rossa nel 99% dei casi, quindi sulla copertina in genere c'è un disegno, un racconto delle figure, a volte anche mitologiche, il dio del tuono, il dio del fulmine, piuttosto che scene ridicole, piuttosto che geishe e portantini di risciò. Dietro invece c'è un gioco in genere di fiori e di insetti che in qualche modo ricorda l'arte dei byobu, cioè dei paraventi, l'arte della pittura su paravento giapponesi. In genere la campitura è uniforme e lo stile è sempre elevato, di grandissima qualità. La collezione che abbiamo studiato in questi anni ha 91 di questi capolavori ed è di gran lunga la più grande collezione al mondo. Musei come il Victoria and Albert ne hanno 6, 7, quando arrivano proprio ad averne tante. Quindi abbiamo potuto fare un lavoro che, come vedrete, ha una sua importante sistematicità. Al di là delle interpretazioni storico-critiche, la gran parte delle interpretazioni fatte dalla letteratura scientifica sulla scuola di Yokohama riguardano i temi che essa tratta. E il tema fondamentale sicuramente è una sorta di intersezione fra l'esperienza del viaggio,
fra la logica del souvenir e l'artificio, inteso in senso più generale come capacità di restituire in fondo un mondo che nel momento in cui viene fotografato non esiste più. Anzi, tutta l'avventura della scuola di Yokohama è una sorta di rincorsa contro il tempo per fotografare qualcosa che nel momento in cui è fotografato già non esiste più, al punto che poi alla fine faranno dei fondali, inventeranno delle quinte, perché proprio la realtà che è amata da coloro che acquistano le fotografie, che acquistano quei trofei dell'esotico, nella realtà concreta di tutti i giorni davvero non esiste più. Un elemento fondamentale nell'approccio tematico è quello che riguarda il diffondersi di un marcato senso della nostalgia, che riguarda sia gli occidentali sia i giapponesi. Per gli occidentali è abbastanza facile da capire, cioè gli occidentali arrivano in Giappone e vogliono trovare un universo esotico da cartolina di cui trovano delle tracce, viaggiando per il Giappone soprattutto ancora nel decennio 70, 80, sono ancora delle tracce molto vive, ma via via quelle tracce cominciano a scomparire e quindi scompare anche il senso di un'alterità del giapponese rispetto all'occidentale. Insomma, il giapponese diventa sempre più occidentale e allora gli occidentali cullano il senso di una nostalgia di un Giappone che nel momento in cui lo guardano gli svanisce un po' sotto le loro mani. Non è più un esotico tranquillo, è un esotico instabile e quindi la fotografia della scuola di Yokohama permette in qualche modo di stabilizzare quell'esotico. Per i giapponesi è più complicato, molto più complicato, perché i giapponesi sono lanciati ma vigorosamente verso la modernità e sanno che l'uscita dalla loro condizione marginale, dalla loro condizione, come dire, proto-industriale, artigianale, rurale, è essenziale se non vogliono finire come tutti gli altri popoli della terra che gli occidentali hanno messo sotto il tallone e hanno cancellato assai velocemente. E quindi si lanciano in questo cambiamento e la classe dirigente lo impone con una volontà ferrea e i giapponesi si adattano a tutto questo, ma dall'altra parte sotto sotto cominciano a coltivare una passione per il passato. Uno perché sentono una sorta di obbligo naturale verso il loro passato. Siamo qualcosa se siamo stati qualcosa, dice un famoso adagio giapponese, con un ideogramma che è l'ideogramma On, che rappresenta proprio questo senso di obbligo profondo che la cultura giapponese per secoli ha sentito verso la propria storia. Ma è anche mi viene da dire il mulino bianco, avete presente, no? I biscotti, quelli dei bambini, la nonna che fa i biscotti, la mamma, ecco quel senso lì, no? Il vecchio villaggio Furusato, ne ha parlato anche Massimo Raveri la volta scorsa, che è molto profondo nella cultura giapponese e che anima anche l'estetica giapponese. E l'estetica del quotidiano grezzo però estremamente raffinato, dove la porcellana si sente la grana sotto le mani, ma sono opere di una squisita essenzialità. Ecco, quell'idea vive profondamente nella cultura giapponese di quel tempo e diventa anche un po' più grande, un po' più epistemologica, un po' più avvolgente rispetto alla cultura, con un termine che è quello di mukashi, che è una sorta di passato indefinito, un'età dell'ora. Ancora oggi quando le mamme giapponesi raccontano le fiabe ai bambini cominciano mukashi, mukashi, c'era una volta era così. Dall'altra parte la nostalgia è anche un fenomeno economicamente molto interessante, innanzitutto perché produce verso le fotografie una forte tensione estetizzante che piace da morire a un mercato fatto soprattutto di occidentali che a loro volta alimentano una grossa passione della nostalgia, alimentano un mito, basta leggere le pagine di Lafcadio Hearn, di Pierre Loti o dell'americano Fenollosa. Sono pagine in cui ci viene raccontato un Giappone popolato da samurai, Madame Butterfly, da personaggi di un ultra esotico che affascinano il mondo di quel tempo e che si configureranno addirittura come spinta per fenomeni importanti come il giapponismo, che toccherà da vicino e influirà particolarmente nei linguaggi figurativi di quel tempo.
e gli stranieri che visitano il Giappone in quel periodo sono davvero tanti. Grosso modo abbiamo fatto un calcolo che siano 500.000 fra il 1870 e il 1900. 500.000, circa 60.000 l'anno, compresi i marinai americani che sulla strada delle Filippine si fermano una settimana, 10 giorni a Yokohama e negli altri 4 porti giapponesi aperti al traffico straniero. In realtà sono 3, perché quello di Hakodate è soprattutto utilizzato dai russi, e ci sarà un'influenza russa anche particolare che vedremo anche in una prossima foto. Via via l'album diventa quasi un must, quindi arrivano i turisti, quelli ricchi fanno dei lunghi viaggi, i marinai fanno dei piccoli viaggi intorno a Yokohama, ci sono delle soste obbligate, si vedono le vecchie città, si vedono i luoghi celebri, dopodiché si torna al porto e lungo la strada, lungo la Main Street, Anchodori, no? O le grandi strade dei porti aperti al traffico con l'estero, ci sono le botteghe dei fotografi e gli stranieri entrano nella bottega dei fotografi, a secondo quanto sono ricchi si fanno assortire un souvenir, un ricordo del loro viaggio, quindi con i luoghi più importanti che hanno trattato e che hanno incontrato. Naturalmente quando il viaggiatore è il re della Bulgaria o il re della Romania, capite che l'album diventa non un album da 20 o da 50 fotografie, un po' l'album standard, ma anche album da 200 fotografie e passa. Quindi si crea un grosso mercato, al punto che via via vengono arricchiti degli stock che vanno in paesi come gli Stati Uniti o il Regno Unito, dove vengono venduti a coloro che non possono andarsi a fare il tour in Giappone, ma possono comprarsi un album già bello e confezionato, una sorta di trofeo dell'esotismo a casa. È interessante vedere le fotografie attraverso la composizione degli album, perché vediamo esattamente un loro assortimento rispetto ai percorsi che vengono fatti all'interno del Giappone. Tenete conto che il Giappone non è un posto, fra virgolette, semplice, primitivo, come si diceva alla fine dell'Ottocento. Il Giappone di allora aveva una rete viaria straordinaria, e prima che gli americani schierassero le loro navi davanti alla baia di Tokyo e gli facessero sentire la paura del cannone ai giapponesi, prima di allora c'erano 3 milioni di giapponesi l'anno che facevano del turismo per il Giappone. Quindi immaginatevi un sistema viario diffuso. Ogni 30 chilometri un paesetto dove c'era una casa da tè e un albergo, poi delle stradine che partivano dai punti di incontro che erano per l'appunto lungo queste strade, e poi santuari che costituivano la meta principale, o in qualche caso una sorta di meta finta, perché si era autorizzati ad andare ai santuari ma non si era autorizzati ad andare alle città, però andando al santuario di Nikko per forza si passava davanti alle grandi città, e quindi c'era una sorta di turismo implicito in questa rete viaria, molto diffusa, e che impegna un'enorme quantità di risorse economiche. Di questo se ne rendono conto naturalmente i primi occidentali, quelli svegli, quelli come Farsari, come il vicentino Giramondo, che aveva disertato tutti gli eserciti possibili e immaginabili, e infatti nel 1880, lo vedete alle mie spalle, pubblica la prima guida in inglese per il Giappone. 4 anni dopo Murray, un inglese molto più benestante, farà la guida che poi sarà la guida per eccellenza del Giappone. I luoghi che vengono visitati e che sono poi quelli che troviamo nelle guide, in realtà quei luoghi sono da sempre i luoghi turistici del Giappone. Una delle scoperte della ricerca è stata proprio questa, una totale convergenza di quelle che sono le immagini di paesaggio con le immagini della tradizione giapponese. Dobbiamo pensare che già dal XIII-XIV secolo nella poesia giapponese, soprattutto negli Utamakura, piccole poesiole che danno un'immagine di un luogo idilliaco,
esistono dei luoghi teorici, dei luoghi di bellezza, dei luoghi di riflessione, dei luoghi spirituali. Un po' alla volta, soprattutto dopo la fine del XVII secolo, quelli che nella tradizione culturale giapponese sono dei luoghi teorici diventano dei luoghi concreti, delle destinazioni reali. Quindi, come dire, se uno parla di un luogo di straordinaria freschezza, parla di quella cascata lì e non di quell'altra. Se uno parla di un luogo di straordinaria dolcezza, parla di quell'ansa con una fioritura di ciliegi molto particolare e così via. La serie di questi luoghi celebri per l'appunto Meisho, fa parte di una sempre più larga serie di guide di viaggio che vengono pubblicate e che vengono sempre più col tempo, dopo il XVII secolo, lungo tutto il XVIII secolo, illustrate con xilografie. Prima naturalmente delle xilografie semplici e poi un po' alla volta con la diffusione della xilografia policroma, con le tante serie di tavolette che inchiostrano con colori diversi la carta, si arriva ad avere delle illustrazioni colorate di grandissima qualità. Alle mie spalle, per esempio, vedete una stampa xilografica che è tratta da un celebre libro della fine del Settecento in cui in una bottega in una bottega di merci, diciamo così, un mercante cinese a Osaka fa vedere al pubblico i primi esperimenti di energia elettrica. Quello che mi ha sempre affascinato in questa stampa, che conservo da molti anni nella mia collezione personale, è che l'esotico sono le parole scritte in olandese nel fumetto che trovate in alto a destra, no? Come l'esotico non mica l'hanno inventato solo gli occidentali, anche i giapponesi ci vedevano effettivamente come molto esotici. Questa è proprio una tipica illustrazione di una guida che racconta come a Osaka si può benissimo andare in giro per mercati e trovare determinate merci. Lungo tutto il percorso, diciamo il Settecento e poi l'Ottocento, le immagini delle guide si fanno sempre più raffinati e diventano un genere a sé stante. È un genere che avrà naturalmente i suoi più alti e più raffinati maestri, prima in Hokusai e poi in Hiroshige. Vediamo qui in questa immagine un legame quasi diretto, no, fra la fotografia e l'ukiyo-e. È il celebre tempio di Tenjin al Kameido a Tokyo, e lo vediamo a sinistra in una stampa celeberrima di Hiroshige e sulla destra invece in una fotografia altrettanto celebre di Tamamura Kie. Basta guardarle per capire qual è l'aderenza dei soggetti della fotografia ai temi iconografici tradizionali e qual è proprio anche l'affinità stilistica fra le due opere. Ma quello che a volte scappa, no, dalla visione, e me ne sono accorto preparando questa presentazione, è che l'affinità arriva proprio anche a un livello tecnico molto minuto. Guardate infatti i cartigli dell'opera della stampa xilografica e guardate quella che alcuni chiamano la brutta etichetta che accompagna le lastre fotografiche che poi vengono utilizzate per le stampe. Mi sono divertito a tradurle con molta pazienza. E vedete nel cartiglio in alto a destra c'è il titolo della serie, nel quadrato centrale c'è il titolo della stampa, c'è proprio scritto Tenjin, poi c'è scritto Kameido e poi c'è scritto Keidai, che vuol dire glicine, e in basso a sinistra la firma dell'artista. E la stessa cosa lo vedete in basso a destra, mutatis mutandis, nella fotografia realizzata dal giapponese che mette anche lui la sua striscia. Quindi una adesione ideologica che non è soltanto di carattere stilistico, che non è soltanto di carattere iconografico, ma che arriva persino alla minuta tecnica del racconto e della narrazione dell'autore e del tema trattato dall'opera. Un altro caso, ecco, celebre, chi è stato in Giappone conosce sicuramente le cascate di Kirifuri, e lo vedete qui in una stampa di Hokusai e lo vedete qui in una fotografia di Suzuki Shinichi. E poi questa dovevo mettervela per forza perché è un'immagine traino della mostra.
è l'immagine della copertina, no? È l'immagine tratta proprio di peso quasi da una celeberrima stampa di Utamaro. È una serie di Utamaro che si intitola I 10 generi nello studio fisionomico delle donne, e mi sono divertito anche qui a prendere i caratteri del cartiglio e a metterli insieme. Ho fatto una traduzione, perdonatemi la mia poca conoscenza della lingua giapponese, ma dice più o meno, raccontando il carattere psicologico, no, della donna: ha un grazioso aspetto personale e in tutti i sensi è un bel genere di donna. In generale le sue passioni sono profonde e non è così sciocca da farsele sfuggire. Ecco, allora, da una parte abbiamo il turista, il globetrotter, che raccoglie un'immagine, si innamora di un certo tipo di Giappone, se lo vuole portare a casa e comprende di quell'immagine non il senso profondo, ma l'erotismo comunicato dalla donna nuda un po' in trasparenza, un po' la bellezza complessiva dell'opera. Dall'altra invece abbiamo dei fotografi giapponesi che quando fotografano hanno alle spalle 200-300 anni di cultura figurativa, e non soltanto di cultura figurativa, ma anche di cultura letteraria, di profonda cultura letteraria. Non è una fotografia casuale, tutt'altro. È uno degli esempi più interessanti di modalità culturativa che l'arte dell'Ottocento e non solo ha prodotto, e che oggi possiamo fortunatamente studiare con una grande copia di esemplari. Ancora un legame con la tradizione, un'antica stampa, vediamo una stampa di sciabolatori di kendo, di lottatori di kendo, e poi la citazione quasi letteraria. I temi riguardano anche qualcosa di più profondo, che riguarda lo stile. Quindi da una parte abbiamo approcciato la questione attraverso l'associazione con la storia della cultura figurativa del Giappone. Adesso cerchiamo di entrare un po' di più in un campo che è quello dell'estetica e quello dei significati un po' più profondi. Guardiamo insieme queste fotografie e ce ne rendiamo conto da vicino. Innanzitutto lo stile della fotografia giapponese ha quello che i giapponesi chiamano yoaku, cioè più o meno si può tradurre con valore propositivo del vuoto. Il vuoto non è vuoto, l'Occidente fotografa il vuoto, i giapponesi non hanno mai fotografato il vuoto, hanno immaginato sempre il vuoto come una sorta di campitura, è un pieno, non è un vuoto, è un gioco di pieni, non un gioco di vuoto. E questa fotografia è davvero esemplare, è una fotografia presa a volo d'uccello, come tipica della tradizione giapponese, ma il grande spazio che è alle spalle delle due donne sedute nella veranda di una casa di tè è uno spazio pieno, ci comunica un'emozione di pienezza, non un'emozione di vertigine del nulla. Ancora più interessante è un altro ricorso che troviamo molto frequentemente nella fotografia della scuola di Yokohama, ed è un continuo associarsi di assi geometrici molto precisi. Generalmente abbiamo un gioco di linee rette e un tentativo di avere una prospettiva eccentrica, mai una prospettiva che mira verso il centro, sempre una prospettiva che ha un angolo visuale che tende a scappare, quasi che non si volesse in qualche modo dare un luogo definito alla realtà. Lo vediamo benissimo in una fotografia che ritrae una casa di appuntamenti a Osaka, dove vediamo proprio la prospettiva sfuggirci verso la destra, ma l'impianto complessivo denotato da un fortissimo geometrismo. Qui mi sono ancora di più divertito in maniera che poi potesse essere, come dire, chiaro di che cosa stiamo parlando. La fotografia della scuola di Yokohama è sempre schematica. Guardate adesso, voi la guardate con i vostri occhi, adesso guardatela con gli occhi di un giapponese. Tutto quello che è la natura in primo piano sta perfettamente in un sistema asimmetrico di triangoli, proprio come se, vi dicevo prima, sfuggisse l'occhio verso un punto di visione eccentrico. Tutto quello che invece è sacrale e quotidiano sta all'interno di un triangolo perfettamente
come si dice, non equilatero, con due lati uguali e una base isoscele, è in un rettangolo all'interno del quale sta il ponte. Le due figure sono due quadrati, uno più grande e uno più piccolo, sovrapposto l'uno sull'altro. È un giochino che noi abbiamo fatto con centinaia di fotografie e sempre c'è un tentativo di configurare la realtà esterna all'interno di una realtà schematica. Ma forse il contributo più importante della ricerca e la singolarità più alta della fotografia giapponese sta nella cosiddetta visione ideografica. E qui sono sicuro che mi sente in questo momento, voglio ringraziare la buonanima di Fosco Maraini che mi indirizzò a questa roba qui. E in una lunghissima chiacchierata, una sera di novembre, mi disse che i giapponesi vedevano avendo gli ideogrammi negli occhi. Io all'epoca ero ancora più giovane, poi insomma, non capii, e poi non avevo i mezzi, a parte che non c'era il PowerPoint allora, ma in ogni caso non avevo i mezzi di capire. Ho capito invece poi col tempo, quando ho cominciato a studiare più attentamente la fotografia della scuola di Yokohama, cosa volesse dire Fosco Maraini con i giapponesi hanno gli ideogrammi negli occhi, perché i fotografi giapponesi davvero, e questo sfuggì ed è sfuggito fino a oggi, diciamo così, alla critica, e questo è il grande contributo che la mostra dà alla storia della fotografia del Giappone e non solo, i giapponesi fotografano con un ideogramma negli occhi. Questa è una bottega di seta. L'ideogramma, seta, cioè il radicale, in tutte le parole che hanno a che vedere con la seta, in giapponese c'è un radicale che è il radicale Ito. Questo radicale, come lo vedete, applicato sulla fotografia, denota esattamente la posizione di 5 persone in uno spazio e il loro delinearsi ad avvolgere un punto centrale. Ci siamo divertiti a cercare altre foto di botteghe di seta e guardate che cosa accade. Le botteghe di seta dove si vende la seta o si lavora la seta sono sempre botteghe dove lavorano 5 persone e queste 5 persone sono sempre disposte con uno in mezzo e 4 ai lati, 2 in basso e 2 in alto. È una regola fissa, perché naturalmente noi non lo sappiamo, ma un giapponese sì che lo sa, perché tutto quello che riguarda la seta ha a che fare con quel radicale lì, quello è il mondo, quello è l'ideogrammaticità di uno spazio raccontato. Un altro esempio, adesso ve ne ho fatto soltanto alcuni. Questo è un pozzo, sono pozzi tradizionali giapponesi. Il radicale che compare è il radicale I-sho, cioè che vuol dire pozzo, e effettivamente se noi andiamo a porlo sopra la fotografia, diverse fotografie dei pozzi, troveremo che abbiamo due figure poste in una certa forma che compongono un ideale gioco geometrico che ci ricorda quel radicale. La composizione è ancora più cogente quando noi passiamo dalla fotografia agli album. Molte coperte, e qui ancora una volta la fortuna di poter lavorare su 91 album è stata straordinaria, ci fanno vedere una distribuzione di questo tipo di insetti. Ora, tutti quelli che sono stati in Giappone d'estate, no? Sono tutti questi mushi, no? Tutti questi insetti che ti toccano, uno non ne può più. Beh, proprio il radicale mushi ha una forma particolarissima che è all'interno di tutte le parole che vogliono dire insetto. Quindi ogni parola che vuol dire insetto ha un radicale e l'ideogramma è composto anche da quel radicale. Come vediamo in questo caso abbiamo una farfalla che vola nel mezzo, poi c'è una libellula in alto a sinistra, poi c'è un'ape, una cicala e una mantide religiosa. E andiamo a cercare qual è la forma, vedo che Raveri ride, del radicale mushi. Eccola qui, effettivamente su un asse centrale 4 insetti posti agli estremi di un ideale rettangolo. Un altro esempio, ce ne sono tanti, sono tutti fatti in questo modo e effettivamente abbiamo ancora una volta una visione ideogrammatica. Quindi non soltanto una visione, ma anche un gioco
L'arte intesa come gioco, pensate quanto sono rozzi gli occidentali che comprano queste fotografie pensando che siano soltanto dei souvenir. E invece i giapponesi coltivano dentro al loro animo una profonda, profondissima estetica della nostalgia. Ecco allora un valore straordinario che ha oggi la fotografia della scuola di Yokohama. Ma la tiro corta e torno a Fosco Maraini. Più in generale, se dovessimo guardare le 5.200 fotografie, sicuramente avremo il tempo di trovare tanti e tanti di quegli altri esempi e sicuramente la dottoressa Luraschi, che farà questo lavoro, avrà di che divertirsi. Ma se vogliamo riassumere, possiamo dire che abbiamo 4 grandi famiglie di immagini che corrispondono a 4 grandi famiglie di ideogrammi. La prima è la famiglia pagodica, come in questo caso, no? Vedete il tori di Miyajima e poi in primo piano la lanterna, l'altare a forma di lanterna. Quindi tutti questi ideogrammi un po' pagodici che ci raccontano delle realtà leggere ma solidamente fondate. Poi abbiamo una seconda famiglia che è molto complessa, mossa di intersezioni fra verticali e diagonali, una quarta famiglia che è quella dei quadrati, il campo in giapponese è fatto da un ideogramma che è un quadrato con in mezzo una croce, e dopodiché gli ideogrammi asimmetrici, dinamici, che ci danno anche, come dire, quelle fotografie più mosse, più complicate, e infine arrivare agli hiragana che sono tondi, che sono molto femminili, molto dolci, ed effettivamente troviamo quella famiglia nelle fotografie che hanno a che vedere con la bellezza femminile. Ancora i temi, ci tocca per forza di parlare di Felice Beato e di una sua grande innovazione che poi troviamo sistematicamente in tutta la fotografia della scuola di Yokohama. Cioè, Felice Beato inventa un sistema di 2 album, uno di paesaggi e uno di quelli che chiama in maniera molto moderna native types, i tipi nativi, i tipi indigeni, insomma. 50 fotografie e 50 fotografie, 50 di paesaggio con un assortimento di paesaggio che corrisponde al viaggio fatto dal Globetrotter in Giappone e 50 fotografie di geishe, sumotori, samurai, venditori di scope, venditori di libri, la vita quotidiana, quella pulsante, quella che affascina i visitatori del Giappone. Li mette all'interno all'inizio di album come quelli che vedete, album telati di fattura soprattutto statunitense, li fanno a Boston, e poi invece nascono gli Orion, quelli che abbiamo visto, di Lacca e così via. Sulla destra vedete una simpaticissima vignetta che è pubblicata nel 1860 e qualcosa, 1869, sul Japanese Punch, che è un giornale satirico pubblicato dagli stranieri di Yokohama, in cui si vede il conte di Collodio, che è per appunto il Felice Beato, sepolto da i suoi 2 volumi di fotografie che vende agli stranieri, e poi simpaticissimo una sorta di termometro che va dai 0 a 0 foto, che sono quelle di un miserabile viaggiatore che non ha capito niente, fino a 200 foto che dice mi sembra il più sublime, la persona più sublime che ho mai incontrato nella mia vita, secondo naturalmente quante fotografie vengono acquistate. Ecco, la formula Beato diventa la formula di tutti. Immediatamente i giapponesi cominciano a produrre gli album come Felice Beato, perché vedono che Beato ne vende tante e quindi quella diventa la formula, è uno standard. Tutti e 91 gli album che abbiamo sono tutti e 91 creati in questo modo, un assortimento fatto di paesaggi, di viaggio e di tipi nativi, cioè di elementi della cultura giapponese. Quali sono gli elementi più diffusi? Quali sono i temi più diffusi della fotografia giapponese? Innanzitutto la natura. La natura è sempre domata. È una natura che è domata dall'uomo nei secoli, come vediamo in questa fotografia, oppure una natura che bilancia in qualche modo dinamicamente gli elementi primari, i grandi determinismi naturali, le tempeste, le baie, i porti, i fiumi, come in questa celebre foto del Takaboko, l'isoletta, la chiamano Pappenberg, è l'isola che c'è all'imboccatura di Nagasaki, dove uccisero gli ultimi cattolici e quindi la chiamarono l'isola del Papa.
Oppure una natura che diventa contemplativa, una natura dove c'è soltanto un apparente disordine, una natura da giardino zen, tanto per intenderci, come in questa straordinaria fotografia di Kusakabe Kinbei che ci descrive il giardino del principe Ota a Tokyo e che è davvero uno dei capolavori più alti della fotografia della scuola di Yokohama. Sempre all'interno del tema della natura c'è un particolare tema che sono le foto in primo piano, in macro, dei fiori, in cui eccelle uno di questi fotografi, che è Ogawa Kazumasa, un esteta, uno studioso di cose giapponesi, e sono delle collotipie, una particolare tecnica che dà una maggiore visibilità pittorica. La collotipia non è l'unico altro esempio di modi in cui viene sfruttata la fotografia della scuola di Yokohama. Ne vediamo qui alcuni, per esempio i libri Crespi, Crepe Papers, sono dei libri di carta molle sui quali vengono stampate le stesse fotografie della scuola di Yokohama, o la fotolitografia, soprattutto a partire dal 1890. Il mondo viene inondato di cartoline che vengono dal Giappone, ma quelle cartoline sono prese dalle foto della scuola di Yokohama, o ancora di più la pittura a olio fotografica, la Shashin Aburae, e questo lo vedete è Yokoyama Matsaburo, un celebre fotografo originario delle isole Kurili e che in questa specialissima tecnica di pittura a olio sul retro delle lastre importa una sorta di elemento diretto, di comunicazione diretto con la pittura russa del suo tempo. Questo è l'autoritratto di Matsaburo. E ancora graziosissimo, scusate, torniamo indietro, graziosissime le slide, come si dice, le diapositive delle lanterne magiche, che anche loro sono prese dalla fotografia della scuola di Yokohama. Apparecchi particolari retroilluminati che proiettano sui muri delle immagini che poi saranno presto sostituiti dall'avvento del cinematografo. Quindi la fotografia di Yokohama non è confinata alla fotografia, viene poi espressa in una molteplicità di generi. Interessante ancora fra i temi è l'interazione mimetica. In poche parole, è vero che i giapponesi copiano gli occidentali, però poi gli occidentali a loro volta copiano i giapponesi e poi i giapponesi a loro volta copiano quello che gli occidentali pensano di aver copiato dai giapponesi. In qualche modo alla fine nessuno sa più da che parte si è cominciato. Questo è uno dei casi più tipici in cui il fotografo giapponese per eccellenza, Kusakabe Kinbei, raffigura due ragazze che dormono su un futon, con la lanterna e con il dipinto e con il paravento immancabile. Orbene, questo tipo di raffigurazione non esiste nella tradizione giapponese, è un'invenzione degli occidentali, che connotano un po' con un vago sentore trasgressivo, un po' lesbico, l'immagine delle due ragazze che dormono insieme. E i giapponesi, vedendo che in fondo agli occidentali piacciono queste immagini, le adottano, le fanno proprio e diventerà poi in qualche modo uno dei topos della fotografia della scuola di Yokohama. L'esotico è trionfante, c'è sempre, dappertutto, in un sistema di aspettative scambievole, davvero. È un esotismo dei giapponesi che in qualche modo si autoesotizzano perché si costruiscono una loro storia. Cosa devono fare questi poveretti? Per darsi un passato nel momento in cui sono lanciati verso un futuro in cui non trovano più nessuna radice, piuttosto che darsi una radice critica, si danno una radice esotica, così sono contenti loro e sono contenti gli occidentali. Un fenomeno molto interessante che andrebbe studiato in maniera più approfondita di quanto abbiamo fatto finora. E qui vedete una giunca che ce lo racconta. E poi una lunga serie di temi. Il sacro, per esempio, e abbiamo pagode, monumenti, folle, pellegrini in viaggio, monaci shintoisti. Un sacro un po' da festival, un po' da fiera, che comunque ha una sua certa presenza all'interno dei moduli della scuola di Yokohama. E poi il profano. Non esiste praticamente attività commerciale, attività artigianale, attività produttiva che non sia rappresentata nelle fotografie della scuola di Yokohama. Quella che vedete alle mie spalle è una foto che io amo più di ogni altra probabilmente perché in qualche modo mi proietta l'idea dell'Asia eterna.
È un'immagine che potrebbe essere stata fatta in Birmania, in Laos, in India, senza nessun problema. Quella è l'Asia. Alle signori e signori, alle mie spalle l'Asia eterna, l'esotismo per eccellenza. Il profano vuol dire anche tutto quello che ha a che vedere con l'architettura, vedute urbane, edifici, architetture di interne, mezzi di locomozione. L'unica cosa che non fotografano i giapponesi sono le nature morte. Fin lì non è arrivato, ma per il resto tutto quello che esiste, tutto il campionario dell'esistente diventa oggetto di interesse da parte della fotografia di Yokohama. E più interessanti di tutti quelli che abbiamo chiamato gli eroi dell'ultra esotico, che sono quelli proprio che interessano maggiormente gli occidentali, i samurai, i saltimbanchi, i prigionieri incatenati e giustiziati. Poi ci sono delle foto orribili di poveretti con la testa mozzata, lottatori di sumo dappertutto, schermidori, arcieri, pompieri con le loro giubbe di pelle di daino, i mendicanti di tutte le sette possibili immaginabili, oppure gli ultimi poveretti, come in questo caso un corriere tatuato. Il tatuaggio era l'emblema dei paria, erano gli ultimi della società che si tatuavano e che facevano i mestieri più ignobili, cioè il palafreniere si correva dietro ai cavalli o il corriere si portava la posta da un posto all'altro. E poi le suonatrici cieche di shamisen, i preti buddisti ambulanti, i massaggiatori, cioè tutto quello che è veramente iperesotico e che interessa l'Occidente per la diversità del Giappone, una diversità costruita per lo più. Costruita al punto che si creano degli studi per far la bella posta. Questa è una foto da studio tradizionale con un fondale colorato. E questo invece è uno studio tipicamente giapponese che prende il nome di shajo, è uno studio per strada, si mettevano dei teloni, degli oggetti e si facevano delle fotografie creando delle quinte improbabili, ma che comunque costituiscono un altro degli esempi innovativi più importanti da un punto di vista tecnico della scuola di Yokohama. Mi viene in mente la fotografia contemporanea dell'Africa, che a partire dagli anni 70 ha scelto moduli di questo tipo. Qui siamo 100 anni prima. E infine l'immagine della donna. La donna è trionfante. Metà di tutte le 5.200 fotografie che abbiamo esaminato sono immagini di donne. Donne che possiamo raggruppare, per farla un po' breve, in tre grandi gruppi. Da una parte sono donne di bellezza sublime. Come diceva Camperio, viaggiatore milanese di quel tempo, dei cosini che sembra che te li puoi mangiare vivi. Ecco, per dirla con le parole di un bauscione milanese che comunque in pochissimo racconta quello che gli occidentali pensavano. Bellezze proprio inarrivabili, l'asiaticità proteiforme delle meraviglie. Bellezze che animano un mondo fluttuante di fiori, il mondo per l'appunto dei fiori e dei salici, così viene chiamato questo mondo intangibile quasi di bellezze femminili. Oppure sono donne dalla vita quotidiana, ma una vita quotidiana che tira veramente al sublime. Avete mai visto una donna che taglia una rapa in un contesto così elegante e raffinato? Anche l'attività quotidiana al telaio, in cucina, assume i contorni di un'essenzialità, di un'armonia, di un'eleganza che la dice lunga sulle aspettative dei fotografi, non soltanto occidentali di quel tempo. E da ultimo le donne di piacere, bisogna proprio dirlo, la condizione femminile del Giappone di quel tempo era drammatica. Poche volte la donna ha subito e vissuto in una condizione così marginale e deprimente come la donna giapponese di quel tempo. Però tutto questo non si vede. Nelle fotografie si vedono queste bellissime donne di piacere, centinaia, in pose più o meno seminude, all'interno delle loro case con le griglie. Il Giappone di quel tempo, è brutto dirlo, io me ne rendo conto, ma era uno dei più grossi bordelli all'aperto del pianeta. E di quei 500.000 occidentali che vanno in Giappone, una buona percentuale ci vanno perché sanno che possono trovare il conforto di case di tolleranza dove troveranno bellezze fra le più belle
del pianeta, fra le più confortevoli del pianeta. E quindi di questo, con un atteggiamento un po' codino, positivista, comunque ci viene una notevole quantità di immagini. Quanti erano i fotografi che hanno lavorato in Giappone in quel tempo? Circa 1000. Di questi 1100 erano stranieri più o meno e 900 furono giapponesi. Ci furono anche 10 donne. Hanno fatto qualche anno fa in Giappone una bella mostra delle fotografe donne giapponesi di quel tempo che avevano veramente un gran bel linguaggio, fra le altre cose. Gli occidentali lavorano fino al 1890, poi basta. L'ultimo sembra sia stato proprio Adolfo Farsari, che poi se ne torna a Vicenza, dove farà una vita molto singolare, comparirà tutti i giorni sulle gazzette del suo tempo. I tre forse più importanti sono Beato, di cui vi ho già detto, un barone boemo, anche lui dalla vita avventurosa, Raimund von Stilfrid-Rathenisch, e il Farsari. Stilfrid lo vedete in questa fotografia insieme a Kusakabe Kinbei, seduto davanti a lui perché ne fu l'allievo. Altra cosa molto interessante, noi non sappiamo, se non in piccola parte, a chi sono appartenute le fotografie, perché purtroppo a un certo punto le lastre se le scambiavano e quando chiudeva un fotografo le lastre passavano a un altro. Le lastre di Beato sono finite a Stilfrid, Stilfrid poi le ha date a Kinbei, Kinbei le ha date a un certo numero di altri fotografi, quindi noi non sappiamo se una fotografia sia di Beato, di Stilfrid, di Kinbei o di un altro fotografo. Lo sappiamo in parte per un lavoro lungo che abbiamo fatto, ma c'è davvero un grosso lavoro critico da fare. In più, quando un viaggiatore andava da un fotografo e gli diceva mi fai un assortimento con il ponte di Nikko, se quello il ponte di Nikko non ce l'aveva nel suo archivio, andava dal fotografo vicino, Kinbei andava da Tamamura e dice mi dai un ponte di Nikko che ti do un samurai perché ho un cliente che mi vuole, e si faceva dare lastra e fotografia. Quindi attribuzioni incerte, ma quello che invece è certo è che c'è un linguaggio fortemente comune, fortemente indifferenziato, se non in alcuni fotografi occidentali che hanno una visione come Stilfrid un po' più idealistica degli altri. 900 fotografi, tantissimi, sono milioni le fotografie che vengono fatte a quel tempo. Pensate che soltanto Tamamura Kozaburo ebbe una commissione da un editore americano di Boston di 365.000 fotografie che realizzò in un anno, cioè 1000 al giorno. Immaginatevi quanta diffusione, perché dopo arrivavano a Boston, le facevano a pezzi, le incollavano sui libri e vendevano dei libri illustrati, quindi un'impresa molto grande. I più importanti, a parte Ueno Ikoma, sono Esaki Reiji, vedete qui una sua fotografia, i due Suzuki Shinichi, uno quello dei Shajō e poi l'altro sempre della sua famiglia, del suo clan, che fu il primo fra i fotografi giapponesi ad andare a studiare in America, Yokohama Matsusaburo, quello delle Kurili, della fotografia a olio, e poi Kajima Seibei, Kazumasa, di cui abbiamo già detto, dei fiori, Kozaburo, quello dei tanti pittori impiegati nella bottega, e infine Kusakabe Kinbei. E nella fotografia alle mie spalle vedete proprio la bottega di Kusakabe Kinbei a Yokohama. Forse il più grande di tutti i fotografi giapponesi. È brutto fare delle classifiche fra gli artisti, ma sfogliando 5.200 fotografie capite che alla fine negli occhi vi rimane come una sorta di ipotetica scala estetica. E in questa scala probabilmente Kusakabe Kinbei rappresenta la perfezione, la quintessenza, forse l'espressione più matura di una fotografia che davvero ancora deve essere studiata, ancora deve essere esplorata e che ancora può, a mio avviso, contribuire molto sia alla conoscenza dei moduli del rapporto della cultura giapponese e della cultura occidentale del suo tempo, sia alla costruzione di un'idea di Giappone che in buona parte è ancora quella che abbiamo nelle nostre teste. Grazie.